Cari amici del territorio, ben ritrovati. Questa sera siamo a Salgareda. Siamo alla tradizionale festa di Salgareda che si svolge dal 30 maggio al 14 giugno. Con noi il neopresidente Diego Brunellotto. Ben ritrovato Diego. È un piacere ritrovarti. Grazie dell'invito. Partiamo con tutta questa bellissima gente che sta venendo qui a Salgareda. Beh, sicuramente la festa è sentita nel territorio, direi quasi sicuramente che è una delle più importanti. È da tanto tempo che viene conosciuta, abbiamo questa magnifica sala, abbiamo il ballo, abbiamo il divertimento per i bambini e niente, è una cosa di tradizione e sono molti anni che la facciamo il mese di giugno. Sono di Caorle e mi ha portato di venire a Salgareda, una bella orchestra, due bei compagni di tavola. Adesso in questo momento stiamo lanciando il brasato al raboso di Salgareda, è proprio una caratteristica, un piatto denominazione di comune che speriamo possa prendere piede. Vediamo che viene molto apprezzato, viene pubblicizzato e pubblicizza le nostre cantine, perché la zona del territorio è territorio di Raboso. Naturalmente però piatti tipici come crosticine e... Ma quello è tradizionale, della costa, salsiccia, il petto di pollo, l'hamburger, quelle sono cose normali. Poi le patatine, i fagioli, noi facciamo anche l'insalata mediterranea che è un piatto più fresco che si sposa molto bene in questa stagione. E lo accompagniamo con i nostri vini perché abbiamo ben 21 cantine, che ci danno il loro prodotto che noi possiamo garantire una qualità ottima e differenziata al pubblico. Vengo da Sastino, l'ho portato qui perché ci sono stato già lo scorso anno, abbiamo mangiato molto bene e sono ritornato soprattutto per mangiare nuovamente qui visto che mi è piaciuto molto lo scorso anno. Noi quest'anno abbiamo avuto veramente una esplosione dei giovani che non riusciamo neanche quasi a gestirli, perché abbiamo cominciato con una decina di ragazzi e adesso ne abbiamo, non so, 50, 60, è una cosa da non credere. Però sono il futuro della Proloco e comunque abbiamo sempre 150, 140, 150 volontari che sono lo zoccolo duro della festa. Senza di quelli non serve il fuoco, non serve le costicine, non ci sarebbe la cucina, non ci sarebbe il servizio in sala, di conseguenza la festa. Vengo dalla Toscana, provincia di Grosseto e sono alla Sagra di Salgareda perché con mio marito abbiamo la famiglia che abita a Jesolo e siamo venuti alla Sagra. La sagra tradizionale, diciamo ancora domani sera con il ballo, con il liscio, anche domani sera abbiamo Marco di Niagara. Poi invece il 14, sabato 14, abbiamo il Techno Classic, è un gruppo giovani ben conosciuto, e faremo festa, panini onti, birra, cocktail eccetera eccetera eccetera. Avremo anche le macchine da esibizione che verranno qui a tenerci giusto tutto il pomeriggio. Perciò aperitivo lungo dalle 14 fino alle 22, fino alle 23, fino a che ci sia gente che ha voglia di partecipare. Da Sastino di Livenza e sono venuta alla Sagra di Salgareda per mangiare l'ottimo cibo che proponete. Naturalmente vi aspettiamo qui il 14. Adesso Diego ci
ci lascerà perché è impegnato in cucina, però mi ha promesso di fare un giro nelle retrocucine per visitare le pietanze in anteprima per voi. Se ve le siete perse questa sera, domani sera vi aspettano qui Diego e i suoi lavoratori per farvi degustare questi ottimi piatti. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Vecchio al Territorio. E con Marco Niagara, è giusto dirlo. Buona serata. Grazie.